È un'annata non semplice quella che va concludendosi per gli agricoltori della Liguria, un settore che in parte ha beneficiato della ripresa economica generale, ma che si è trovato di fronte ad altri problemi. Ultimo in ordine di tempo è il rincaro dell'energia e del carburante che ha portato ad un aumento dei costi di produzione a fronte di prezzi di vendita quasi invariati, come ci spiega il direttore ligure della Confederazione Italiana Agricoltori. Per citare un campo, come dire, che per quanto ci riguarda non è sicuramente il principale, ma comunque è molto significativo, abbiamo avuto rincari dei mangimi per gli allevamenti che viaggiano fra il 30 e il 40%. Nel complesso non è stata una stagione esaltante per il raccolto. Quest'autunno buon risultato per la vendemmia, più nella qualità che nella quantità, male le olive con una produzione molto scarsa, poche anche le castagne. Responsabile principale il meteo, dalla siccità estiva alle piogge straordinarie dell'autunno. Tutto questo ci deve far riflettere sul fatto che è necessario adeguare le nostre modalità produttive, le nostre infrastrutture, le nostre dotazioni a questa nuova situazione, poi mettere in atto comportamenti che possano essere virtuosi e quindi aiutino a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico. Alcune proposte, spiega Moscamora, possono essere il recupero dei terreni, il rimboschimento delle aree in cui non si riesce a coltivare in modo produttivo e un contenimento dell'uso della chimica nelle coltivazioni. Se non avremo a fianco di questo tipo di scelte che si stanno determinando la capacità della ricerca e dell'innovazione di fornire agli agricoltori strumentazioni adeguate, meno impattanti, sicuramente più rispettose dell'ambiente, rischieremo fortemente dei cali produttivi. Altra questione da risolvere riguarda la fauna selvatica, troppi animali, soprattutto cinghiali, ma anche daini, caprioli e istrici. CIA Liguria ha lanciato una petizione che si può firmare anche online per promuovere la cattura e selezione per ridurre la capacità produttiva degli ungulati. L'obiettivo è portare poi l'istanza in Consiglio regionale e favorire la stesura di una nuova norma.